Anche quest'anno a Favara si è celebrata la Via Crucis, un momento molto toccante per i cattolici che si sono radunati questa mattina in piazza Cavour, dietro i simulacri del Redentore con la croce addosso e di Maria Addolorata. Accompagnati dalla banda musicale di Favara, Giuseppe Lentini, a partire da mezzogiorno il corteo dei fedeli ha percorso le 14 stazioni di dolore e passione di Gesù, snodandosi tra piazza Cavour, via Battisti, piazza Mazzini, via Umberto, per giungere infine in piazza Capitano Vaccaro, dove la statua del Figlio di Dio è stata crocifissa nella croce centrale del Calvario, sotto lo sguardo addolorato della madre. L'omelia è stata affidata a Don Uriel, parroco della chiesa San Giuseppe Artigiano. Siamo giunti alla settimana santa, oggi è il giorno clou della passione del Signore con la crocifissione, l'importanza della partecipazione a questi riti. L'importanza è derivata dal tentativo di inculturare il dato evangelico. Ovviamente non possiamo fermarci a queste manifestazioni esterne che non diventino esteriori, che non siano solo esteriori. C'è il desiderio di un approfondimento di fede e sappiamo che fratelli e sorelle come Maria ci hanno accompagnato e ci accompagnano nel cammino della fede, e quindi la consapevolezza che anche la nostra vita di cristiani è orientata alla croce e siamo in compagnia di coloro che hanno camminato verso la croce di Cristo. L'importanza di partecipare il Venerdì Santo alla processione. È importante perché è bello, se non veniamo in questa processione dove dobbiamo venire? È importante sia per noi favaresi che per tutto il mondo cristiano partecipare a questo percorso fino al Calvario, per ricordare il percorso appunto che ha fatto Gesù 2000 anni fa. Intanto per tutto il pomeriggio di oggi la visita dei fedeli verso la cosiddetta Cruci per dare un ultimo saluto al Signore crocifisso. L'azione liturgica nella quasi totalità delle chiese di Favara ha inizio alle ore 17 e comprende 3 particolari momenti: la liturgia della parola con la lettura della Passione di Cristo tratta dal Vangelo di Giovanni e seguita dalle 10 intenzioni di preghiera, poi la venerazione della croce ed infine la comunione. Intorno alle ore 10 di stasera, prima della deposizione del Cristo morto dalla croce nella bara di vetro, l'omelia di Don Manlio Jacopo Nelli, parroco dell'Itria. A seguire la silenziosa processione di fedeli con lumini in mano per accompagnare l'urna e il simulacro della Madonna Addolorata sino in piazza Cavour. Previste anche per quest'anno le sentite soste intermedie per il canto tradizionale innalzato dai fedeli "Ah sì, versate lacrime". In piazza Cavour l'omelia dell'arciprete di Favara, Don Mimmo Zambito, che come suo solito parlerà quasi a braccio, ma che sente in cuore di meditare sulle parole di Gesù Cristo in croce: "Ho sete". A mezzanotte circa, infine, la tradizionale spartenza, anche questo uno dei riti forse più forti, emozionanti ed attesi dai favaresi, e che vede la disperata corsa della madre vestita a lutto verso il figlio destinato al sepolcro.